Disegnare il futuro, forum di innovazione è giunto alla terza edizione. Sono qui in compagnia con il dottor Federico Sangalli, molto felice, Partner Development Manager di Factorial. Dottor Sangalli, domanda un po' filosofica, ma secondo me necessaria, in un'epoca in cui si misurano oramai a livello algoritmico anche le emozioni, la tecnologia può davvero migliorare il modo in cui poi l'essere umano vive personalmente il proprio lavoro? Allora, grazie mille della domanda, molto interessante, sono molto contento di essere qua in primis. Sicuramente, perché spesso vediamo la tecnologia come qualcosa che va a togliere il lavoro, ad automatizzare il lavoro alle persone, ma in realtà una cosa che teniamo molto noi di Factorial è sottolineare l'aspetto abilitante della tecnologia, quindi una tecnologia che va a supportare le persone, va ad aiutarle a fare meglio il proprio lavoro e quindi è molto importante anche questa tecnologia che va a togliere quelle task, quelle attività magari a basso valore aggiunto che ci fanno perdere tanto tempo e ci permette di focalizzarci su quello che conta davvero. Quindi, sì. Su quello che conta davvero, produttività, ma anche immagino ambiente positivo a livello Certo. lavorativo. Assolutamente sì, anche questo è molto importante, anche per andare a valutare cos'è un ambiente positivo, la tecnologia ci può aiutare. Infatti un problema attuale è avere tanti dati che ci potrebbero dare degli insight utili su lo status di engagement o di benessere della nostra azienda, ma spesso non riusciamo appunto da questi dati a estrapolare degli insight utili. La tecnologia in questo ci dà una mano, specie l'AI, una classica funzione delle AI è appunto andare a prendere tanti dati e darci dei trend, darci delle informazioni su cui poi noi possiamo andare a lavorare per creare un ambiente migliore. Grazie mille, dottor Sangalli. Grazie.